Pro Favara ospita in casa il Castelbuono e, avendo la meglio sull'ultima squadra in classifica, conquista il settimo risultato utile consecutivo. Pro Favara Castelbuono 3-1, questo è il risultato dell'incontro disputato ieri al Broccoleri. Già dal quinto minuto i padroni di casa mostrano di voler imporre il proprio gioco. Contino, rientrato in campo dopo 2 mesi di assenza per una squalifica di 5 anni, annullata la scorsa settimana dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, serve di testa Ferraro, che costringe il portiere ospite a rimediare in calcio d'angolo. A 15 minuti è San Martino che da distanza ravvicinata non riesce a concludere grazie all'intervento dell'estremo difensore. Al 27esimo punizione a favore dei padroni di casa, batte Fanara e ancora San Martino prova il tiro, ma la palla centra la traversa e si perde sul fondo. Al 39esimo pericolosa incursione degli ospiti nella metà campo avversaria. La conclusione per poco non centra la porta, ma la sfera sfiora infine la base del palo. Al 45esimo infine il gol del vantaggio con una firma fatta di testa da Contino. Sempre Contino, al 27esimo della ripresa, insacca il 2-0 intercettando un pallone buttato in area da Marchica. La difesa favarese però al 32esimo si fa cogliere impreparata e gli ospiti se ne approfittano per riaprire la partita. In pieno recupero il definitivo 3-1, i favaresi fanno passare la palla sotto le gambe del portiere e chiudono la partita. Sicuramente lo aspettavo perché è stata desiderata e è arrivata questi gol, questa doppietta. La dedico alla mia famiglia, a tutte le persone che sono state vicine in questi 2 mesi e mezzo da incubo. Al di là sono partite queste che bisogna sbloccarle e poi il secondo tempo siamo entrati un pochettino molli, però appena abbiamo trovato il 2-0 poi la partita si è messa in discesa. Sapevamo che era una partita da prendere con le pinze, da una settimana che martello sul discorso psicologico e sinceramente avevo più paura oggi che quando incontriamo le squadre magari di medio-alta classifica, perché si può subentrare incoscientemente che sottovaluta la gara, anche se alla fine abbiamo meritato di vincere, perché oltre ai gol abbiamo creato 2 o 3 occasioni al primo tempo per fare gol, una traversa. Sono contento, a me interessavano i 3 punti, ci siamo riusciti e pure bene. L'abbiamo tenuto sempre in pugno la gara, abbiamo sbloccato, siamo andati sul 2-0, loro hanno fatto un 2-1 su un nostro svarione, ma alla fine abbiamo chiuso sul 3-1 dove non abbiamo mai rischiato. Se non erro il nostro portiere non ha fatto neanche una parata, però giustamente loro erano messi tutti dietro e magari la frenesia di sbloccarla. Siamo stati bravi e il primo tempo si è chiuso sull'1-0. Siamo venuti qua col piglio che ci contraddistingue da un mese a questa parte per giocarci le nostre possibilità, sempre a testa alta e con grande dignità. Ringrazio i ragazzi, ringrazio tutta la dirigenza che ci sta supportando anche vista la nostra precaria condizione di classifica. Il primo tempo abbiamo avuto 3 nitide occasioni per passare in vantaggio, su una nostra disattenzione l'ultimo primo tempo prendiamo un gol che diciamo che lo abbiamo regalato, però devo soltanto ringraziare questi ragazzi per l'ennesima volta hanno fatto una grandissima prestazione. Rassicuro tutti che a prescindere di come andrà quest'anno, rassicuro chi ci sta tirando i piedi non solo a Castelbuono ma anche nei dintorni che siamo duri a morire, che ci faremo trovare pronti in qualsiasi condizione, finiremo il campionato quest'anno, anzi ci servirà da stimolo per riparare agli errori. Vediamo adesso tutti i risultati della 20ª giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Cus Palermo Licata 0-1, Canicattì Mazzara 5-2, Castellammare Mussomeli 1-1, Geraci Dattilo Noir 3-3, Caccamo Città di Sant'Agata 2-1, Partinico Audace Alba Alcamo 1-2, Pro Favara Castelbuono 3-1, Marsala Parmonval 0-0. La classifica apre Licata con 52 punti, Canicattì 46, Città di Sant'Agata 39, Parmonval 35, Dattilo Noir 34, Mazzara 33, Geraci 31, Pro Favara 28, Castellammare 27, Alba Alcamo 26, Mussomeli 23, Marsala 20, Cus Palermo 16, Caccamo 15, Partinico Audace 11, Castelbuono 3 punti. Gli incontri del prossimo turno: Alba Alcamo Canicattì, Città di Sant'Agata Marsala, Dattilo Noir Pro Favara, Licata Caccamo, Mazzara Cus Palermo, Mussomeli Geraci, Parmonval Castellammare, Castelbuono Partinico Audace.